Benvenuti, oggi è domenica 25 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 17.15. La luna si leva alle 13.08 e cala alle 18.17. Oggi si celebra la conversione di San Paolo Apostolo. Il nome Paolo ha origine latina e significa poco grande, piccolo. Oggi, 25 gennaio, in Russia si celebra la giornata dello studente, dedicata a Santa Tatiana, patrona degli studenti. La ricorrenza è legata alla fondazione, avvenuta proprio in questa data nel 1755, della prima università russa, l'Università di Mosca, istituita per decreto dell'imperatrice Elisaveta Petrovna. Nell'università si svolgono numerosi eventi culturali e spettacoli. È tradizione che le matricole seguano alcuni rituali portafortuna per gli esami, come quello di dormire sui libri e gli appunti. Buon compleanno ad Alessandro Baricco, che oggi compie 68 anni. Lo scrittore ha conquistato il pubblico con i suoi romanzi. Tra le sue opere più note ricordiamo Castelli di rabbia, Oceano Mare, Novecento e Seta. Baricco ha anche fondato la scuola Holden, un centro di formazione per narratori. Tanti auguri a Noemi, che festeggia oggi 44 anni. La cantante romana ha saputo imporsi sul panorama musicale italiano con la sua voce potente e il suo stile eclettico. Noemi ha iniziato la sua carriera nel 2009 partecipando alla seconda edizione di X Factor, dove si è classificata sesta ma ha ottenuto un grande successo di pubblico. Da allora ha pubblicato 6 album e ha partecipato a 8 edizioni del Festival di Sanremo. Un caloroso augurio a Tony Servillo, che compie 67 anni. L'attore napoletano ha saputo interpretare con maestria e versatilità personaggi memorabili del cinema e del teatro. Nel 1992 ha debuttato al cinema con il film Morte di un matematico napoletano e da allora ha lavorato con registi come Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio e Mario Martone. Tra i suoi ruoli più celebri ricordiamo quello di Roberto Saviano in Gomorra, Giulio Andreotti in Il Divo, Gep Gambardella in La grande bellezza e Silvio Berlusconi in L'oro. Nel 2021 ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Il re Enrico VIII d'Inghilterra, ancora prima di annunciare la decisione che il suo primo matrimonio con Caterina d'Aragona sarebbe stato invalidato, il 25 gennaio 1533 sposò in segreto Anna Bolena. Queste nozze portarono forti sconvolgimenti politici e religiosi. Un antico proverbio arabo sostiene che non mangia datteri chi semina datteri. Secondo questo modo di dire, chi decide di piantare palme da dattero assicura il guadagno alle generazioni future, in quanto la pianta fruttifica solo 100 anni dopo la semina, anche se in realtà è solo una credenza popolare. È il 25 gennaio 1961 esce La carica del 101, film d'animazione di Walt Disney. La scelta di produrlo è legata ad un interesse crescente per le storie che hanno come protagonisti gli animali e toni più avventurosi. Tra i personaggi più riusciti ricordiamo Crudelia Demon, in grado di spaventare ma anche di affascinare i più piccoli. Oggi parleremo di Like a Monkey on the Rock, un'espressione molto particolare che ci arriva da una puntata del famoso David Letterman Show. Tradotta letteralmente significa come una scimmia sulla roccia, ma cosa può mai significare una cosa del genere? In sostanza viene utilizzato per descrivere qualcuno che è visibilmente imbarazzato o nervoso, proprio come una scimmia fuori dal suo ambiente naturale. Il matto di oggi è Virginia Woolf, una delle massime esponenti della letteratura inglese del XX secolo. Fu una scrittrice dal talento straordinario ma con un'esistenza molto difficile. Lottò per gran parte della sua vita contro gravi disturbi psichici e una forma di depressione. Il 28 marzo 1941, dopo aver scritto una toccante lettera al marito, si tolse la vita annegandosi nel fiume Ouse con le tasche della pelliccia piene di sassi. Il nostro appuntamento con l'Almanacco termina qui. Oggi è domenica, quindi dedicate qualche ora ad un hobby o un'attività che vi appassiona, per ricaricare le pile ed iniziare al meglio la prossima settimana. Appuntamento a domani, una buona giornata dalla vostra Jaira.